Anch'io sono ormai parte di questo tsunami. Monsignor Pegoraro, intanto benvenuto. Abbiamo visto dai dati quello che sta per arrivare, lo stavo dicendo, è uno tsunami che è da tanto tempo che vediamo ingrossare quest'onda. Anziani sempre più soli, anziani sempre di più e servizi che già adesso sono praticamente al collasso e famiglie che sono sole ad affrontare queste situazioni, sia nell'assistenza domiciliare, sia nel sostegno ai servizi, anche alle rette. Ecco, lei ha parlato più volte della necessità di affrontare il problema da una prospettiva nuova. Qua mancano i decreti attuativi, probabilmente perché non ci sono neanche i soldi per la riforma, però lei dice dobbiamo mobilitare sostanzialmente per andare incontro alle famiglie un altro tipo di progetto, un altro tipo di approccio al problema. Sì, grazie. Beh, il problema è complesso, quindi non ha soluzioni semplici. E non è neanche solo questione di numeri, che pure i numeri hanno una certa rilevanza. Teniamo presente che alcune cose sono proiezioni, sono trend e quindi chiederà un monitoraggio anche molto attento perché non sappiamo anche nell'arco di 5-10 anni cosa succeda su certe cose. Arrivò la pandemia nel 2020, può arrivare qualcos'altro, speriamo di no, nei prossimi 5 anni. Seconda considerazione, effettivamente una questione così complessa, a mio parere, chiede delle risposte più flessibili e anzitutto un patto intergenerazionale e sociale più chiaro e più coinvolgente di tutte le realtà che compongono la nostra società. Per cui, ad esempio, risorse ce ne sono nel Paese. Le banche traboccano di soldi e non investono quasi niente in Italia, questo lo sapete, il 70% è investito all'estero. Allora si potrà attingere a delle risorse per poter smuovere alcuni servizi e alcune attività. Secondo, c'è sicuramente un impegno culturale, cioè che cosa vuole fare la nostra società per un dialogo e una maggior collaborazione tra le diverse classi e fasce sociali. Cioè i giovani che atteggiamento hanno verso gli anziani? Non lo sappiamo bene, perché da un lato c'è una difficoltà di capirsi, gusti, sensibilità, ritmi di vita molto diversi. Però dall'altra parte può esserci una collaborazione molto più efficace per realizzare un dialogo e una collaborazione di un certo tipo. E a tal proposito evidenzio anche come attingere, come stimolare che nei giovani ci sia di nuovo una certa attrazione verso le professioni di cura. C'è un calo di chi vuole fare gli infermieri, di chi vuole fare i medici, di chi vuole fare anche un certo tipo di attività assistenziale, che non è solo questione del salario, che sicuramente va aumentato e reso più adeguato, ma anche la presa in carico, la capacità di cura di chi ha bisogno, può essere anche un'occasione di posti di lavoro, cioè potenziare i servizi è un po' alla volta mettere da parte perché lo faranno altri, questo voi lo sapete, il discorso industriale o di altre attività, eccetera. Tra l'altro bisognerebbe anche capire, scusi se è completo, l'impatto delle nuove tecnologie che tutti invocano ma nessuno si dà da fare per metterle in pratica, perché non è più ammissibile che con la tessera sanitaria riesci a fare un massimo 2 operazioni in farmacia, quando un anziano con la tessera sanitaria, come la carta di credito, doveva avere accesso a tutti i servizi, non solo il suo fascicolo sanitario, ma anche a tantissime altre prestazioni in tempo reale. Perché questo non succede? I mezzi tecnologici ci sono. L'intelligenza artificiale ormai la conoscete e tutti voi credo usiate smartphone, app e cose del genere. Però tutto l'apparato, neanche dentro la stessa ASL, interagisce fra di loro. E non è ammissibile che un distretto abbia un accesso, non faccio il nome,
2 ore di telefono alla settimana per chiedere certe cose. Non è più tollerabile, con le tecnologie che ci sono, che tu non abbia accesso all'ufficio della ASL se non il giovedì dalle 12 alle 13 o alle 14. Quindi dobbiamo anche questo fare in modo che la tecnologia, anziché minaccia, e creerà dei problemi per i posti di lavoro, questo è sicuro, ma possa essere utilizzata anche per potenziare i servizi, la comunicazione e anche creare nuovi posti di lavoro per tanti giovani che forse dovranno uscire da certi settori e come accompagnarli in altre attività professionali che danno, passatemi l'espressione, una certa soddisfazione, ma anche danno una copertura salariale profondamente adeguata. Ecco, il problema appunto sarà trovarli, perché le famiglie adesso sono già in grande difficoltà, e non parliamo delle case di riposo. Parlavo ieri con Roberto Volpe di Uripa, che mi diceva: se arrivasse qui Bezos e ci dicesse costruiamo 100 case di riposo per dare apposto a quelle 10.000 persone che in Veneto sono in lista d'attesa, non sapremo, cioè dovremmo dirgli di no, perché non abbiamo nessuno cui metterli dentro. Abbiamo risposto con tanti infermieri stranieri, lei dice facciamo leva su una popolazione italiana che magari perderà il lavoro anche per effetto della tecnologia, insomma, per andare incontro alle famiglie e ai servizi necessari. Restando sul tema della famiglia, avvicinando persone che hanno un anziano in casa, un malato di Alzheimer, un malato di Parkinson, che aspettano un posto in una casa di riposo che non arriva o che non possono permettersi perché non hanno il sostegno economico adeguato. La sensazione di fatica, anche di rabbia delle volte, di impotenza è tanta. Che cosa si sente di dire a queste persone che vivono in questa condizione con gli anziani in casa? Sì, ha ragione. Ripeto, non è che abbiamo risposte secche e facili da attuare, però la famiglia va aiutata e sostenuta, e ovviamente è più facile quando l'anziano è autosufficiente, quando sta abbastanza bene, quando è un nonno attivo per tante necessità, è ok. Quando aumentano i bisogni, perché la salute è ormai compromessa, perché ci sono forme di decadimento, c'è demenza, ci sono tante altre cose, come aiutare la famiglia a rispondere meglio a questa situazione? Da un lato con determinati servizi che non vanno più interpretati in maniera così rigida e standardizzata, perché chiedono una flessibilità di orari, di modalità, e tante volte abbiamo delle burocrazie che complicano l'attuazione di certe cose. Secondo, su quali altre forze attingere? Ho in mente il terzo settore e tante realtà che si sono sviluppate in questi anni per dare dei servizi alle persone. Ho in mente anche il volontariato, e c'è un volontariato spesso anche formato, sensibile, preparato. Cioè sono tutti aiuti preziosi, dalla competenza professionale, dal non profit comunque qualificato e dedicato, al volontariato, che possono aiutare la famiglia a mantenere il suo ruolo, che non è solo quello di un'assistenza, perché qui chiedono delle competenze. È anche vero che ci sono esperienze all'estero talvolta in cui il familiare, vabbè, oggi si chiama caregiver perché dobbiamo usare gli americanismi, però va anche educato e preparato, perché certe forme di assistenza può farle benissimo il familiare. Cambiare una medicazione o fare un'iniezione, eccetera, lo può fare benissimo il familiare. E abbiamo già esperienze, poi noi non lo diciamo bene, poi lo fa la badante. Mia mamma ha 30 punture di eparina, l'ha fatta la badante. Vabbè, uno può farsene da sé, eccetera. Però se viene qualificato, riconosciuto, talvolta anche monetizzato e anche supervisionato, anche il familiare può sentirsi più protagonista
e avere un introito anziché solo una spesa quando si prende carico di un anziano a casa. E come far pace con questo senso di colpa che magari arriva perché si è in affanno e magari i figli sono pochi che si occupano dei genitori e non ci si riesce a Dicevo, farcela? se posso, risposte più flessibili. Se può stare in casa con le condizioni che ho detto e coinvolgendo diversi attori, oggi chiamiamoli stakeholder perché siamo tutti, e che possono avere un ruolo importante nell'accompagnare e aiutare la famiglia, ben venga. È anche vero che ci sono situazioni, o perché la patologia è molto grave e quindi chiede un'assistenza molto pesante, o perché effettivamente la famiglia non regge più perché si è ammalato anche il figlio, si è ammalato, cioè più uno diventa anziano più si ammalano anche i figli, per certi aspetti, perché se hanno 70 anni non è che siano sempre in buona salute neanche i figli. Allora, che cosa può dare, per esempio, l'RSA o Casa Anziani o altre forme anche di comunità assistenziale e di condivisione, di socialità? Perché in certi casi rimanere a casa da soli, al massimo con la badante, in appartamenti, io ho presente la città, dove effettivamente sono appartamenti bunker, perché non entra nessuno neanche, perché poi c'è una paura oggi di chi suona, di chi si presenta, di tutto quello che oggi succede, che sta generando anche un timore negli anziani di non fidarsi degli altri. Come mantenere anche una maggior socialità, per cui la famiglia, se non regge per tanti motivi, l'RSA comunque è un ambiente di maggior socialità. Cioè, se voi andate per le case di tanti anziani, che sono o da soli o con la badante, cioè, è tanta televisione, tanta televisione. Per cui dicono, è chiaro che un tasso di ascoltatori c'è sempre perché hai 2 milioni di anziani che guardano la televisione 24 ore su 24, ma che tipo di socialità? Allora, la famiglia può aiutare a coltivare delle relazioni e finché può va aiutata la famiglia e va sostenuta anche con una rete intorno di altri soggetti, dal medico di famiglia, dicevo, al volontariato. Però tante RSA, che non sono più le RSA di una volta, perché abbiamo sempre un po' il fantasma del passato, danno una garanzia di assistenza, ma anche di vita sociale, molto più ricca. Ed RSA, e su questo mi preme insistere, aperte a un dialogo con la società. Cioè non sono isolate, ma sono in osmosi, sono in apertura costante col territorio. E anche qui abbiamo tanto da fare per cui ragazzi e giovani vadano a visitare l'RSA. Io avevo proposto anni fa in certe sedi che basta gita scolastica in quarta, quinta superiore. Oggi con Ryanair vanno dove vogliono senza problemi. Ma tu fai una settimana in RSA. Costa meno e impari di più che andare a fare i bagordi a Barcellona. Ci sarebbe da creare molta cultura su questo. Cioè, ma non ci Monsignore... vuole tanto a organizzarle. Però alla fine diventa comodo assecondare certe cose anziché promuovere determinate attività. Può darsi che i giovani che sono oscillanti nelle mode e nei gusti possono essere anche più disponibili di quello che noi pensiamo, ma nessuno fa la proposta, salvo casi isolati, e ha messo in campo delle iniziative per cui l'RSA è visitata costantemente da giovani. Non una volta all'anno sotto Natale per portare i regali, che va bene. Monsignore, visto il suo ruolo dalla Pontificia Accademia per la Vita, un'ultima domanda, abbiamo pochi secondi ma è doverosa. Accompagnare l'anziano significa accompagnarlo con dignità, con rispetto, con la cura della relazione, ma anche il rispetto nell'ambito del fine vita. Ci sono tanti anziani in stato vegetativo nelle RSA e nelle abitazioni. Ecco, in che modo possiamo accompagnare a una fine che sia dignitosa, evitando l'abbandono, ma anche l'accanimento terapeutico? No, siamo precisi nei termini, non sono in stato vegetativo.
Stato vegetativo è una cosa ben precisa che va definita in maniera corretta, se no creiamo un sacco di pasticci come sei in coma, non c'entra niente. Abbiamo persone con demenza, che è un'altra cosa, abbiamo persone col Parkinson, abbiamo stati degenerativi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi cerchiamo di capire come con queste persone affrontare anche le ultime fasi della vita. Ci sono due problemi qua e sono schematico. Uno, quando è che uno si prepara anche all'ultimo percorso della vita? 50 anni, 60 anni, 70 anni? Quando è che uno fa testamento oggi? Lasciamo stare il testamento biologico cosiddetto, ma il testamento di case, campi e tutto il resto. Cioè quando è che uno parla in famiglia e dire se capitassero certe cose, se io vado incontro a cioè, come affronteremo questo passaggio? Secondo, nelle case di riposo, ma anche il medico di famiglia che segue a casa, quale pianificazione condivisa delle cure? Cioè, quando c'è una malattia seria e si sa come evolverà, la legge 219 del 2017, articolo 5, parla di una pianificazione condivisa delle cure, in cui si cerca di condividere con l'anziano, con la famiglia, ma anche con tutti i curanti, come affrontare quando la situazione peggiorerà e che cosa fare o non fare di fronte a quella situazione. Morirà a casa? Sarà trasportato in ospedale? Farai ancora trasfusioni o non farai trasfusioni? Sospenderai o non sospenderai? Cioè, com'è che si condivide un percorso quando le situazioni ormai evolvono in un certo modo? Questa è una sfida che si sta alimentando in maniera particolare anche nel Veneto, che diventi patrimonio di tutte le RSA, di come fare una reale, ben fatta pianificazione delle cure, specialmente alla fine della vita. Grazie a Monsignor Renzo Pegoraro, ridò la parola a Luca.